che questo libro è interessantissimo per un motivo specifico, specialmente anche per noi sociologi. È un libro che si affaccia sulla multidisciplinarietà delle materie. Quindi non è soltanto un libro per psicologi o psicoterapeuti, ma allarga la visione a quelli che sono sociologi, medici, allenatori, cosa che in Italia non è mai avvenuta. In Italia è difficile trovare uno studio sulla sociologia e psicologia dello sport. Noi troviamo studi sulla psicologia dello sport principalmente per tutto quello che riguarda il calcio, sul doping, su quello che è la truffa anche del calcio, ma le vere motivazioni dello sport come studi interdisciplinari e multidisciplinari non ci sono. Quindi il secondo grazie a Matteo, anche perché dopo che ci siamo incontrati, è anche il grazie che finalmente cerca di aprire un dialogo con tutte le altre discipline, e poi lo vedrete, lo leggerete. Allora, io ringrazio tutti voi, ma ringrazio Maria Rita e ringrazio Giuseppe e dico intanto poche cose, quindi qualcosa sul mio libro e qualcosa sulla Move Week. Allora, il mio libro si chiama, è il secondo libro, Psicologia dello sport e dell'esercizio fisico, dal benessere alla prestazione ottimale, quindi parlo di sport, che può essere lo sport a livello professionistico, quindi come lavoro, ma parlo anche di sport come esercizio fisico, che può essere sport come benessere, come prevenzione, e sul libro scrivo di aspetti correlati allo sport, quali possono essere gli obiettivi da raggiungere non solo a livello sportivo ma anche nella vita, quindi anche do dei consigli, dei suggerimenti, parlo di approcci, metodi, tecniche, quindi per raggiungere obiettivi non solo nello sport ma anche nella vita, quindi anche uscire da un disagio, da una difficoltà, così come ecco, raggiungere obiettivi come, che ne so, perdere 1 chilo in 2 anni. No, perché ecco, perché io spiego la tecnica del goal setting, quindi che gli obiettivi devono essere difficili ma raggiungibili, quindi devono essere graduali, e quindi c'è tutta insomma degli approcci. Quindi questa è la parte del libro, così come parlo di autoefficacia per esempio, e quindi come aumentare l'autoefficacia, quindi anche qui uso delle tecniche, per esempio parlo delle 4 fonti dell'autoefficacia. Uno è per esempio mentalmente il riandare a precedenti esperienze di successo. Quindi faccio ricordare alle persone quando nella propria vita sono riusciti a fare un qualcosa. Qualcuno può dire, ma io nella mia vita non sono riuscito mai a fare niente. Eppure, per esempio, sono riusciti a camminare quando erano piccoli, quando c'erano 1 anno, quindi cascavano, poi si riprende, quindi da lì si riparte per aumentare questa autoefficacia. Oppure un'altra fonte può essere la persuasione verbale da parte di altri, quindi altre persone competenti che ti dicono oh sei proprio bravo, ce l'hai fatta a fare questa cosa, sei riuscito in questa tua attività, insomma, e quindi questo è una fonte per aumentare l'autoefficacia.